Ciao bellissimi, bentornati. Oggi continuiamo la serie sulle creature leggendarie in Friuli Venezia Giulia e, come ho anticipato giovedì scorso, il video sarà un po' più breve di quelli della domenica. Quindi parleremo di una creatura di cui si sa relativamente poco. In particolare oggi parliamo del Basilisk. Ma che cos'è il Basilisk? Ormai questa è l'intro di ogni video. Il Basilisk è una creatura che tutti già conosciamo, bene o male. Avrete visto, immagino, Harry Potter e la Camera dei Segreti, dove si vede quell'enorme serpente andare in giro e mordere la gente. Ecco, quella è l'immagine comune che abbiamo del basilisco in italiano. Ma il Basilisk in friulano in realtà è leggermente diverso. È sempre un rettile, però è piccolino, ha 4 zampe, non è solo un serpente, quindi è più simile a un'iguana, e una caratteristica importante è che ha una coroncina sulla testa. C'è chi la identifica come una macchia bianca, qualcuno dice che abbia un uovo sulla testa, all'interno del quale ci sta un diamante, altri invece dicono che abbia la cresta di un gallo. Quindi tante immagini per riferirsi alla stessa cosa. In effetti Basilisk tradotto significa piccolo re e si riferisce proprio a questa coroncina che ha sulla testa, indipendentemente dalla forma che abbia. Ma che cosa fa il Basilisk? In realtà si distingue dalle altre creature leggendarie di cui abbiamo già parlato, perché mentre gli Sbilf provano proprio divertimento a rapportarsi agli umani, a fare i loro dispetti, il Basilisk si limita a esistere, lui non cerca il contatto con gli esseri umani, però è estremamente pericoloso e quindi ogni volta che viene avvistato dagli umani genera terrore, perché dicono che possa uccidere con il fiato, col veleno o addirittura con lo sguardo. C'è chi dice che con lo sguardo non uccida ma paralizzi, e per questo motivo viene rapportato con Medusa, la Gorgone. Dicono che discenda addirittura direttamente dalla Gorgone Medusa. E un'altra caratteristica importante è che questa è l'unica creatura leggendaria ad essere stata veramente avvistata e anche annotata su un giornale nazionale in Slovenia, il che sembra incredibile, no? Come le altre creature di cui abbiamo già parlato, anche il Basilisk esiste con nomi diversi in parti diverse del Friuli Venezia Giulia, a seconda ovviamente delle influenze che ci sono state. E nelle valli del Natisone, il mio incaricato speciale Gabriele, che ringrazio ancora per il suo aiuto, Gabbrovizza per gli amici, mi ha inviato delle pagine di un libro che lui possiede che parlano del Lintver. L'Intver viene descritto esattamente come il Basilisk, quindi come una creatura, un rettile piccolo, tozzo, a volte con le ali, a volte invece no, ma soprattutto con questa cresta in testa o questo uovo. Addirittura alcune storie raccontano proprio specificatamente che all'interno di questo uovo, che aveva sulla testa il Lintver, era possibile trovare un diamante. Quindi, contrapposta alla pericolosità di questa bestia, c'era anche l'interesse a trovarla. Alla fine di questo video comunque vi leggo queste storie che mi ha mandato, come abbiamo fatto per il Macchiarot domenica. Ultima cosa che vi voglio raccontare, prima di leggervi la storia sull'Intver, le storie sull'Intver, perché ce n'è più di una, è che in realtà si dice che esiste ancora un Basilisk che abita in fondo alla Valcellina, nella Val d'Inferno, e che esca ogni tanto a mangiarsi una mucca o un capretto. Quindi se avete interesse a cercare questa bestia e magari trovare il suo famoso diamante, è lì che dovete andare a cercarlo. Detto questo, vi ringrazio sempre anticipatamente. Spero che vi sia piaciuto il video, di avervi dato delle informazioni interessanti. Come sempre vi chiedo, se avete informazioni in più, di scriverle nei commenti, perché è fondamentale poter ampliare queste conoscenze grazie alle vostre. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, nonché condividete il video con altre persone. Vi saluto e vi lascio alle storie sull'Intver, o Basilisk, come l'abbiamo chiamato finora. Una luce sul San Martino. Sul monte San Martino hanno trovato una bestia che nessuno sapeva cosa fosse. Poi raccontavano che era un Lintver, ammazzato da un cacciatore che l'aveva lasciato lì. Quando marcì, da Gabbrovizza, vedevano lassù una luce fissa.
si incuriosirono e tanto cercarono finché la trovarono e videro che nel cranio aveva un diamante. Era un racconto. Aveva la cresta come il gallo. Raccontavano che dalle nostre parti c'erano certi rettili strani, grandi, che chiamavano lintveri. Il lintver non era molto lungo, era grosso e aveva anche 4 zampe. Sulla testa aveva la cresta come il gallo e lo vedevano nei luoghi dove proibivano ai bambini di andare perché molti, che l'avevano visto, erano rimasti come paralizzati. Ed era difficile poi guarire da questa malattia. Così tutti raccontavano che bisognava guardarsi dal lintver, non bisognava frequentare quei luoghi, come ad esempio Podgreben. Là ci sono molte cavità e raccontavano di aver visto i lintveri. Non che il lintver li aggredisse, ma li stregava e difficilmente rinsavivano. Come vedete c'è sempre una funzione educativa dietro queste storie, quindi non hanno solo lo scopo di spiegare qualcosa, ma anche di insegnare qualcosa ai bambini in particolare, dirgli dove possono andare e dove invece no, quindi evitare che vadano nei luoghi dove c'è il lintver. Ultima cosa che non vi ho ancora detto è come potete fare per salvarvi da un basilisca, da un lintver, e cioè quello di portarvi dietro un gallo. Perché così come basilisca vuol dire piccolo re ed è il piccolo re delle tenebre, quindi dell'oscurità, del male, il gallo è il suo contrapposto, è il piccolo re della luce, del sole, dell'alba, del bene. E quindi quando voi avete un gallo, il lintver non si avvicina. Detto questo, ripeto i miei saluti, spero vi sia piaciuto il video, se è così ricordatevi di lasciare like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo con la prossima creatura leggendaria. Ciao bellissimi.